Passerei ora la parola al nostro mediatore Alessandro Ciriani di Legambiente per l'introduzione quindi del seminario. Buonasera. Grazie, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri spettatori. Diciamo. Dopo aver visto cosa vuol dire adottare un piano del paesaggio, parleremo in questi due incontri di quelli che sono gli elementi di valutazione, in particolare tutte quelle azioni che sono richieste dalla parte statutaria del piano e dalla parte strategica. Cioè tutte le informazioni che vengono confrontate, scelte, che devono essere salvate dal piano e soprattutto tutte quelle informazioni e tutte quelle valutazioni che dovranno essere, diciamo così, valutate, che dovranno essere attentamente ponderate per disegnare quella che è la strategia, diciamo così, del piano, che poi può essere anche a medio e lungo periodo, chiaramente. Oggi parleremo in particolare del valore del paesaggio, dell'assegnazione del valore agli elementi costitutivi del paesaggio. Diciamo, più che assegnazione del valore potrebbe essere un riconoscimento del valore, perché noi parliamo di beni immateriali, beni e servizi immateriali, qualche volta di beni non negoziabili addirittura, per cui può essere che queste attività non siano completamente e sistematicamente applicabili, non è un criterio di lavoro, però è un qualcosa che supporta fortemente la programmazione e la progettazione di quello che si deve fare. È chiaro che questi ragionamenti vengono un po' dopo una situazione che ha visto l'ambiente e il territorio un po' devastato da opere che, pur nate con una buona intenzione, poi hanno creato anche dei problemi. Ecco, l'attenzione deve essere nel creare opere win-win, dove tutti vincono, dove non ci sono dei problemi o dei danni. Queste valutazioni che faremo oggi hanno anche a che fare con l'opportunità che è data all'amministrazione e ai cittadini di disegnare quello che è il futuro che vogliono avere. Cioè portare la memoria di quello che hanno e traghettarla, portarla in quello che vorranno avere, avendo davanti uno scenario migliore che vogliono percorrere. Eccoci. Oggi collaboreremo, diciamo così, ci dà una grossa mano l'Università di Udine, che proprio a riprova di questa multidisciplinarità del paesaggio, di questo argomento del paesaggio, interviene con tre dipartimenti, il Dipartimento di Studi Umanistici, il Dipartimento di Scienze Agroalimentari e il Dipartimento di Scienze Economiche. Ecco, questa qui è una dimostrazione della complessità di questo paesaggio, ma anche del fascino che dobbiamo affrontare impegnandoci in questo argomento. Ecco, per cui io direi, Barbara, possiamo dare il via agli interventi. Bene, entriamo ora nel vivo del programma che vi illustrerò brevemente. Quindi il primo intervento è ad opera della dottoressa Nadia Carestiato, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine, e ci parlerà della percezione e conoscenza dei valori del paesaggio. Successivamente la dottoressa Maurizia Sigura del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine ci parlerà dei servizi ecosistemici e capitale naturale, concetti in evoluzione. L'ultimo intervento è a cura della dottoressa Stefania Troiano, sempre del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine, che tratterà il valore economico del paesaggio. Quindi passerei ora la parola alla dottoressa Nadia Carestiato. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per l'invito a questo seminario appunto dedicato al tema del paesaggio. Il mio approccio al paesaggio viene in qualche modo illustrato a voi questa sera parlando di quello che sono gli aspetti legati alla percezione di questa realtà
il paesaggio, che di fatto è un elemento che si compone di elementi oggettivi a cui noi tutti, in maniera più o meno consapevole, assegniamo dei valori. L'approccio geografico al paesaggio parte necessariamente da distinguere il paesaggio rispetto al territorio. Territorio e paesaggio sono due termini che hanno un significato specifico, ma che sono in stretta relazione l'uno con l'altro. Io non vedo più le mie slide. Ecco, grazie. Questo schema che vi propongo è serve proprio a capire cosa sostanzialmente è il territorio e il paesaggio rispetto ad esso. Una definizione che viene data al paesaggio è che questo è la parte visibile del territorio, il suo specchio, il suo riflesso. Perché? Perché il territorio, come vedete da questo schema, è dato è frutto dell'interrelazione delle dinamiche date dall'ambiente naturale in cui noi viviamo con le dinamiche sociali, e quindi è un qualcosa che si è venuto a formare e nel tempo si trasforma e continua a trasformarsi sempre in questa duplice dimensione. Abbiamo la parte appunto ambientale, tutte le dinamiche, i processi territoriali dati dagli aspetti naturali, e quindi non possiamo parlare di territorio in senso al singolare, ma dobbiamo parlare di territori, perché a seconda del contesto geografico in cui ci troviamo ambienti naturali diversi, anche se poi gli elementi che costituiscono l'ambiente, come potete vedere da questo schema, sono dati dalla biosfera, dall'idrosfera, dalla litosfera, dall'atmosfera, che però assumono caratteristiche ovviamente diverse in base alla latitudine e quindi al clima. Dall'altra parte abbiamo la società, anche questa è data da un sistema complesso che è costituito appunto costruito da noi esseri umani, e in cui entrano in gioco diversi aspetti, come potete vedere, gli aspetti appunto demografici, il contesto socioculturale, la tecnologia, l'economia, le scelte politiche che noi poi applichiamo al territorio e che lo possono trasformare in un modo o in un altro. E ovviamente il territorio, proprio per questi aspetti, si trasforma nel tempo, non può mai rimanere uguale a se stesso, ingessato, perché la società, trasformandosi, porta con sé anche delle nuove esigenze, delle diverse esigenze, che ovviamente poi ricadono su quelle che sono le scelte legate all'aspetto, alla forma che questo territorio va ad assumere. Quindi, ripeto, i territori assumono sia da un punto di vista sincronico, quindi nello spazio geografico, sia da un punto di vista diacronico, nella storia. Cos'è il paesaggio, appunto? È il suo riflesso, quello che noi percepiamo con la nostra vista e a cui noi assegniamo tutta una serie di valori che provengono dal nostro essere dentro un dato territorio. Se apparteniamo a quel territorio da sempre, assegneremo dei valori che derivano dalla nostra profonda conoscenza. Se quel territorio lo abbiamo scoperto, lo scopriamo per un viaggio, perché ci dobbiamo trasferire da un territorio all'altro, potrebbe essere che gli elementi che noi leggiamo, che sono degli elementi oggettivi, se io guardo in questo momento fuori dalla finestra, vedo determinate cose che costituiscono il paesaggio, vedo degli alberi, vedo una strada, vedo delle case, quelli oggettivamente li so riconoscere, il valore che assegno loro può essere diverso in base a quella che è il mio sentire personale, quindi anche un gusto estetico, ma anche quella che è la mia cultura di appartenenza. Un altro aspetto che ci tengo a segnalare è che se il territorio si trasforma, il paesaggio si trasforma con esso, in alcuni casi in maniera più forte, in altri meno drastica,
Di fatto il paesaggio e il territorio dobbiamo concepirli come un palinsesto. Cosa vuol dire? Il palinsesto è un documento, era la pergamena medievale su cui si scrivevano gli atti, tutti i testi che dovevano essere utili, ma che essendo un materiale molto prezioso veniva sempre recuperata, oggi diremo riciclata, si cancellava quanto si era scritto prima e si riscriveva su quel foglio di pergamena. Di fatto però da quel foglio di pergamena non sparivano mai completamente i segni lasciati in precedenza, cioè quella cancellare non arrivava mai a riportare la pagina, il foglio allo stato naturale, per cui mettendo in controluce quel foglio si possono notare i segni precedenti. Ecco, il territorio è anche con questo, soprattutto se pensiamo al territorio italiano, che è dato da una stratificazione molto importante di fasi storiche. Chi magari di voi conosce un po' l'archeologia e va a visitare un sito archeologico si rende conto appunto anche lì di quelle che sono le stratificazioni. I nostri territori sono territori complessi perché sono esito di processi di lunga durata. E quindi noi oggi leggiamo qualcosa che può ricollegarsi al passato ed elementi invece che sono magari molto più recenti. Olinto Marinelli, geografo friulano, scriveva: il paesaggio esiste solo se c'è l'uomo che lo osserva e lo percepisce. Di fatto, ho detto prima, il paesaggio è dato da elementi oggettivi, ma se noi non li guardiamo, non li osserviamo, non assegniamo loro un valore, rimangono senza significato. Quindi siamo noi, uomini, esseri umani, che abbiamo creato in qualche modo il concetto di paesaggio. Il paesaggio è un concetto e quindi lo utilizziamo per comprendere tutta una serie di dinamiche e proprio il tema della percezione del paesaggio si lega strettamente a quelli che sono appunto, come dicevo prima, gli elementi che ci scaturiscono in qualche modo un moto verso, un interesse verso quello che noi possiamo osservare, vedere visivamente di quel territorio, di quel dato territorio. Percezione. La percezione quindi che cos'è di fatto? È un qualcosa che tutti noi possediamo perché chi non ha problemi di altro tipo vede quello che lo circonda e quindi parliamo di percezione visiva. Abbiamo anche una percezione uditiva sicuramente, ma l'elemento primo è dato dalla vista e quindi dipende dal rapporto che noi instauriamo, cioè che il nostro occhio, la nostra vista instaura con quello che ci circonda. E quindi è una percezione vincolata fino a dove il nostro sguardo arriva. Ovviamente noi nello studio del paesaggio possiamo avvalerci di tantissimi strumenti, ma per percezione visiva intendiamo appunto questo primo impatto con quello che noi possiamo effettivamente osservare. Abbiamo poi, come già anticipavo prima, quella che è la percezione sociale, culturale, quindi quello che ci lega a un dato territorio, quello che di quel territorio noi abbiamo imparato in qualche modo, che ci deriva da un immaginario collettivo costruito nel corso del tempo, costruito attraverso documenti, racconti, storie, la filmografia anche, se parliamo di una cultura magari nazionale, una cultura europea, quindi è dato da tutto quello che di quel luogo ci viene restituito dalle nostre conoscenze e da come queste conoscenze ci sono state tramandate. Quindi è una vera e propria rappresentazione sociale, si parla in questo caso di senso del luogo, cioè il nostro sentire costruito perché facciamo parte di quella data società. Abbiamo poi però anche una dimensione molto personale e intima che pur riconoscendo quei dati elementi
riconoscendogli un valore di un certo tipo, possiamo non accettarli, non ritenerli positivi per noi. Questa è una dimensione del tutto personale che può mutare anche nel corso del tempo, nel variare della nostra età, come spesso succede. Il rapporto, appunto, la dimensione sociale è quella più importante per quanto riguarda gli aspetti percettivi, ovviamente, perché quello che, parlando di comunità locale e quindi di una rappresentazione sociale legata appunto a un territorio specifico, all'appartenere a una comunità specifica, va a costruire nel tempo una componente identitaria. Io mi riconosco in un determinato paesaggio. Spesso troviamo persone che sono nate, cresciute in determinati contesti che nel doversi trasferire in altri contesti non si riconoscono in quei territori, in quei paesaggi, perché non riconoscono la loro identità. E questo spesso succede, ad esempio, con i migranti che forzatamente magari arrivano da altri paesi e non riescono a riconoscersi non solo all'interno di quelle che sono le dinamiche sociali nuove, quindi nuove regole, una nuova lingua, ma anche proprio in quello che li circonda. L'altra componente altrettanto interessante è la componente ricreativa emozionale, come noi immaginiamo il paesaggio. Pensiamo quando facciamo mente locale a quando noi cominciamo a immaginare un nostro viaggio, a pensare di dover andare, scegliamo un luogo per le nostre vacanze e a come ci immaginiamo questo luogo. Noi di solito consultiamo delle guide, le guide sono, o vediamo dei documentari, e queste guide o le immagini che ci vengono trasmesse da altre fonti, come un documentario, un film, ci offrono un'immagine di quel territorio che andremo a visitare e costruiscono dentro di noi un immaginario, anche un'aspettativa che può essere più o meno rispettata nel momento in cui noi poi ci trasferiamo in quel luogo e possiamo, a molti forse è capitato, rimanere delusi e dire oddio, non è proprio come era nella guida che avevo consultato, che mi ha spinto ad andare proprio lì, oppure a dire questo non me lo sarei mai aspettato e magari questa cosa nuova che ci compare davanti ci piace moltissimo e ci prende molto, quindi ci entusiasma in particolar modo. Quindi vediamo come le dimensioni della percezione siano molto sfaccettate e dipendano appunto da stati d'animo personali, fasi della nostra vita, appartenenza o meno a un dato luogo e quindi dato questi elementi, insomma, la percezione diventa a seconda dei soggetti molto, molto diversa. Paesaggio, adesso andiamo appunto al tema focus di questo intervento come sistema di segni dotato di significato e valore. Dicevo prima, il paesaggio è costituito da degli elementi oggettivi che noi riconosciamo, elementi naturali, elementi antropici, a cui noi assegniamo un valore. Qui di seguito vi illustrerò, vi farò vedere una serie di immagini di paesaggi a cui si possono assegnare diversi valori, anche più di uno all'interno della stessa immagine ovviamente, e adesso li andremo a scorrere insieme. Questo ad esempio è un paesaggio, forse molti di voi lo riconoscono, di una delle zone d'Italia forse più famose per la produzione vitivinicola, è un paesaggio patrimonio UNESCO, siamo nelle colline del Prosecco, siamo nella zona UNESCO, e è un paesaggio abitato particolare, perché appunto caratterizzato da un tipo di coltura della vite che è storica, almeno nel contesto che era chiuso in questa immagine, che oltre che un valore culturale è dato però insomma un significato e un valore funzionale, cioè è esito di un certo modello di economia che se un tempo era un'economia di tipo tradizionale, oggi sicuramente è un'economia trainante per questo
per questo territorio. E quindi assume per alcuni soggetti non solo un valore di tipo estetico, ma un valore appunto funzionale ed economico legato al tipo di produzione. Potrebbe essere anche un altro tipo di paesaggio agricolo o un paesaggio legato all'industria. Non avevo un'immagine, ad esempio, di Porto Marghera, però anche quello potrebbe essere, o penso ad altri contesti anche più vicini a noi, un paesaggio appunto che ha una valenza e una funzione economica e quindi un valore economico. Ovviamente non contiene solo questo valore, queste immagini sono state scelte per andare in qualche modo a spiegare questi concetti, perché noi qui dentro potremmo trovare ovviamente anche altri valori. Un altro valore che si lega a una funzione che al paesaggio poi le colleghe andranno ad approfondirli, penso in questo caso alla collega Maurizia Seguia, ad esempio il valore ecologico. Questa bella immagine, siamo in un contesto alpino, vediamo delle mucche al pascolo. Ecco, questo è sicuramente un paesaggio legato a una funzione economica, quella dell'allevamento, ma che assume una forte valenza ecologica perché forse tutti voi sapete che un pascolo mantenuto nelle sue condizioni, pascolato in maniera tale che non si superi la capacità di carico degli animali, ha una valenza ecologica molto più alta che un pascolo che si chiude e viene in qualche modo si va a inselvatichire perché l'uomo ha abbandonato come quell'attività e quindi la vegetazione torna a crescere spontaneamente, ma quella vegetazione non ha caratteristiche ecologiche in termini di biodiversità così forti come quelle che può avere un pascolo come quello che vediamo in questa immagine. Un altro valore ecologico, mi piaceva anche questa immagine, questo è un prato stabile, quindi se l'altra immagine si lega strettamente a un valore ecologico derivato da un'attività dell'uomo, in questo caso l'uomo conserva un prato in maniera stabile e quindi proprio perché questo prato ha, l'abbiamo scoperto nel tempo, una valenza importantissima in termini di biodiversità, a beneficio di tutta una serie di aspetti che poi la collega vi andrà ad illustrare molto, molto meglio di me. Significati e valori simbolici anche noi assegniamo al paesaggio, non semplicemente valori funzionali. Qui due immagini diverse, una è un contesto urbano, siamo nella città di Padova, è la piazza del mercato, quindi il nostro legame con le nostre città, noi italiani in particolare, che sia un contesto urbano grande o che sia il nostro paese, un piccolo centro, assegniamo valore agli spazi che viviamo e ci riconosciamo in essi, quindi e gli elementi architettonici che vanno a definire un paesaggio urbano sono altrettanto importanti. Qui abbiamo un edificio, opera di un progetto di Palladio, per cui il Palazzo della Ragione, e abbiamo però anche una piazza dentro la quale noi ci poniamo in relazione con gli altri soggetti, non solo quegli elementi che vanno a costituirla da un punto di vista architettonico e urbanistico. Dall'altra parte, di nuovo un paesaggio alpino, di nuovo una funzione economica, cioè creato da un'attività economica dell'uomo nel settore primario dell'allevamento, ma che sicuramente racchiude in sé, per la nostra cultura, è un'immagine di bel paesaggio, un paesaggio curato, ha un valore estetico molto alto. Se io facessi vedere magari questo paesaggio a persone che vengono da altri paesi, potrebbero non assegnare a questo paesaggio lo stesso significato che potrei assegnare io o voi se appunto che siamo cittadini italiani, abitanti di questi territori, che siamo a contatto con le montagne, anche se non le abitiamo, ma fanno parte appunto del nostro immaginario collettivo. Ancora,
nell'ambito dei valori simbolici, e non è banale, i valori del sacro, che sono dati da elementi diversi, elementi che sono elementi naturali. Ho messo qui una foto, è un po' buia, mi dispiace, è una foto di Stromboli, il vulcano Stromboli, e vicino vedete scritto Iddu, non Stromboli. Gli stromboliani chiamano il vulcano come se fosse una divinità, lo trattano come tale, è sempre in movimento, è sempre che brontola, è sempre che sbuffa, ed è Iddu, è lui, è un elemento sacro, perché è un elemento che incute timore, verso il quale bisogna sempre avere rispetto. Dall'altra parte un elemento che fa parte più della nostra cultura, siamo nella zona delle valli di questa regione e le valli del Natisone, ed è un elemento che comunque noi riconosciamo, è un'edicola e che fa parte di alcuni contesti che conservano questi elementi e che noi riconosciamo come elementi del sacro, che fanno parte della nostra cultura religiosa e di una tradizione appunto che non riguarda solo questa regione ma altre del nostro paese, possono assumere forme diverse, nomi diversi, icone, capitelli a seconda dei luoghi, ma a cui noi nel momento in cui le vediamo assegniamo quel determinato valore. Significati ancora progettuali nei nostri paesaggi. Questa immagine vi riporta a un paesaggio progettato, esito della bonifica. Siamo nella bassa friulana, e questo è un paesaggio di progetto funzionale appunto all'economia, a rendere un territorio prima inospitale, un territorio in cui si possa vivere e soprattutto produrre. E paesaggi di progetto sono diversi, sono anche paesaggi urbani nati appunto da un'idea specifica, una urbanizzazione. Vedete in questa immagine siamo in un contesto molto lontano dal nostro, siamo nel nord Europa, alla vostra sinistra vedete un insediamento abbastanza diffuso della città, che però presenta delle caratteristiche un po' disordinate, e la parte che è evidenziata invece è un vero e proprio progetto per nuove residenze molto regolare e lineare. Ne potremmo trovare altri anche. Avevo questa immagine e vi ho proposto questa. Dall'altra parte troviamo ad esempio, sempre per parlare di valori e significati progettuali, la Défense, siamo a Parigi, anche questa opera sul progetto che è andata a ridisegnare una parte della città ancora diversi anni fa, a ridisegnarla completamente, che aveva provocato diverse contestazioni, come spesso succede anche da noi nel momento in cui si va magari a riqualificare una determinata area, un determinato contesto urbano, e il progetto appunto viene realizzato senza magari consultare chi abita quel territorio. Infine, per fare una sintesi, tutti questi, il paesaggio è dotato, cioè noi assegniamo dei valori particolari a determinati elementi del paesaggio, quegli elementi che per noi meglio di altri riescono a rappresentare il nostro territorio e quindi la sua cultura. Come scriveva il Turri, altro geografo italiano che molto ha scritto e si è occupato di paesaggio, questi iconemi, come lui li definisce, oggi usando una parola inglese possiamo anche chiamare landmark, sono le unità elementari di percezione del paesaggio. Vediamo un campanile, che è uno degli elementi classici del paesaggio italiano, non per niente diciamo ancora oggi che siamo un paese di campanili. Un capannone, ai noi, la nostra pianura del nord-est, a partire dal Veneto, ne è ricoperta e sono diventati un elemento identitario più o meno accettato. E un elemento più esotico l'ho voluto inserire, questo è un albero sacro, il baobab, che per popolazioni che vivono, siamo qui in Senegal, nell'ambito di un parco naturale all'interno del Senegal, a cui è assegnato un valore di sacralità e di importanza, quindi viene tutelato e conservato.
La percezione del paesaggio è fondamentale ed è diventata una chiave di lettura per comprendere il paesaggio grazie a un documento strategico che noi abbiamo dal 2000, che è la Convenzione Europea del Paesaggio. La definizione stessa di paesaggio che dà la Convenzione è porzione di territorio così come percepita dalle popolazioni. Quindi pone la parola, il termine percezione al centro per attivare le popolazioni verso il riconoscimento del valore del paesaggio e per fare in modo, attraverso questo processo, di far partecipare la popolazione a quelle che sono le decisioni rispetto a come il paesaggio si potrà trasformare. La Convenzione Europea del Paesaggio ha aperto una via importantissima al tema della partecipazione, però l'ho aperto a partire da dei presupposti. Il primo presupposto, vedete che sono tutti connessi, la ricerca, cioè la conoscenza dei paesaggi, arrivare alla conoscenza dei paesaggi attraverso che cosa? La rilevazione dei valori che gli abitanti di quei territori attribuiscono loro. Una ricerca che muove a partire da quello che ognuno può presentare, esprimere, segnalare, che poi deve passare attraverso un processo di educazione, quella sensibilizzazione, la formazione per creare sempre maggiore consapevolezza. Di solito si parte con i bambini oggi per fare educazione al paesaggio e con gli adulti si fa formazione, soprattutto quando parliamo magari di tecnici che di paesaggio magari si devono occupare perché devono applicare il piano paesaggistico regionale, ad esempio. Attraverso la rilevazione di quelli che sono gli aspetti percettivi, passando attraverso l'educazione e la formazione, si arriva appunto alla partecipazione, cioè alla possibilità di coinvolgere le persone, ma coinvolgere persone che sono in grado di esprimere le proprie idee, perché sono state messe nelle condizioni di farlo, e quindi di poter esprimersi nell'ambito di processi decisionali che poi riguardano la nostra stessa vita, perché quando parliamo di paesaggio, di percezione del paesaggio, parliamo anche di qualità della vita. Per concludere questa slide riassuntiva è che la valenza, è la grande valenza, il grande valore dell'educazione al paesaggio e partendo appunto dagli aspetti percettivi noi possiamo veramente toccare tantissimi aspetti da cui dipende la nostra vita, i valori ecologici, i valori e le funzioni economiche, i valori estetici, i valori storico-culturali, i valori identitari e sociali. Sugli aspetti legati ai valori, alle valenze ecologiche e su quelli che sono gli aspetti economici, lascio la parola alle mie due colleghe, vi ringrazio e rimango in attesa di eventuali domande. Grazie. No, non si sente. Non mi avete sentito. Dicevo che ringrazio tantissimo l'intervento della dottoressa Carestiato. Passerei ora la parola alla dottoressa Maurizia Sigura che tratterà il tema servizi ecosistemici e capitale naturale, concetti in evoluzione. A lei la parola. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti della collega e inizio subito con l'introduzione di questa seconda parte dell'intervento sul paesaggio, sull'economia del paesaggio, che con l'intenzione di offrirvi una chiave di lettura diversa.
una chiave di lettura che mette insieme paesaggio e servizi ecosistemici come concetti evolutivi, ma che parte riprendendo quello che è emerso come aspetto permeante la descrizione della collega, quindi partendo dalla complessità del paesaggio, che come abbiamo sentito è composto da diverse componenti ambientali, antropiche, culturali, sociali, economiche, che si uniscono e si integrano all'interno di un'unica porzione di territorio. Ecco, la complessità del paesaggio è percepibile dall'immagine che vi propongo nella slide, che è un'immagine di una porzione di paesaggio della bassa pianura friulana. Riconosciamo gli abitati di Muzzana, di San Giorgio dei Nogaro, rispetto alla quale ci immaginiamo come su un aereo o diciamo in perfetta perpendicolarità rispetto al territorio, e riusciamo ad ottenere la visione d'insieme. E riusciamo a distinguere quelli che sono i centri abitati, le strade, quindi la rete viaria, l'articolato del reticolo fondiario, quindi campi coltivati in diverso modo, aree più o meno scure che vanno ad indicare colture di tipo diverse, e porzioni più ampie, soprattutto verso il basso dell'immagine, che stanno ad indicare delle coperture forestali. Siamo nell'area di Muzzana, quindi siamo di fronte al Bosco Baredi, alla Coda Manin, quindi ampie aree naturali. Ecco quindi che nella lettura che vi propongo possiamo considerare il paesaggio come un mosaico di ecosistemi variamente interessati dall'attività antropica e che nel loro insieme vanno a costituire un gradiente di naturalità. Partiamo dalle situazioni meno naturali, quindi i centri abitati con le aree verdi, urbane, i giardini, per passare poi al contesto agricolo, quindi ai campi, e via via fino agli elementi che rappresentano degli hotspot di naturalità, dei concentrati di naturalità, le aree quindi più naturali, come i boschi appena citati. Se isoliamo, se identifichiamo all'interno di questo nostro paesaggio quelli che sono gli elementi a maggior valenza naturalistica, e quindi li identifichiamo ad esempio come dell'immagine con le aree verdi, vediamo che questi hotspot di biodiversità sono diversi, hanno diversa ampiezza, hanno diversa forma, sono dislocati nel paesaggio in posizioni diverse e interagiscono con le altre componenti del paesaggio. Se adesso immaginiamo di collegare in qualche maniera questi elementi di elevata naturalità con delle porzioni che qui vengono indicate con l'elemento tratteggiato giallo di territorio in cui si concentrano tutte quelle aree seminaturali che sappiamo essere presenti all'interno delle nostre campagne, quindi l'insieme delle siepi, filari, prati, elementi che vanno a integrare quella che è la componente seminaturale, che vanno a definire nel suo complesso la componente seminaturale. Ecco che dall'immagine si delinea una sorta di scheletro, una sorta di ossatura, quella che io definisco l'ossatura portante di quella che è la dotazione in termini di naturalità del nostro paesaggio. Quindi l'ossatura portante di quello che possiamo definire essere il capitale naturale del paesaggio e quindi del territorio che fa capo a quel paesaggio. Capitale naturale che quindi è costituito dall'insieme delle aree più o meno naturali e che
rappresenta l'insieme delle risorse naturali spendibili all'interno del nostro territorio. Capitale naturale ci dà un'indicazione abbastanza intuibile rispetto al fatto che il nostro paesaggio ha una sua dotazione in termini di risorse ambientali che possono essere, come qualsiasi capitale, come il nostro conto in banca, utilizzate per le necessità di vita corrente, della vita di ogni giorno, ma rispetto alla quale bisogna avere una oculatezza particolare. Il capitale naturale quindi è un qualcosa di molto importante, ma perché è importante? Il capitale naturale è quindi lo stock, quindi l'insieme di quella che è la componente suolo, la geologia, tutte le dimensioni legate all'acqua, quindi dall'acqua disponibile alle aree umide, i diversi ecosistemi, quindi terrestri e acquatici, la biodiversità, quindi la ricchezza in specie. Poc'anzi abbiamo sentito parlare della biodiversità legata ai pascoli alpini. Quindi l'insieme di questi elementi vanno a costituire il nostro capitale naturale che, come possiamo vedere nell'immagine riportata sulla sinistra, se in quantità sufficiente e se di qualità buona, quindi adatto a svolgere le funzioni ecologiche a cui è preposto, è capace di sviluppare numerosi servizi a beneficio dell'uomo e della società che l'uomo va a costituire. Infatti vediamo come il capitale naturale sta alla base di quelle che sono le necessità in termini di cibo, in termini di materiale da utilizzare per la nostra vita corrente, ma anche in termini di energia, in termini di disponibilità di energia ovviamente e soprattutto da fonti rinnovabili, energia legata al uso quotidiano, ma anche alle produzioni industriali, a quella che è la necessità in termini di acqua potabile, ma anche acqua per le produzioni agricole, ad esempio. Ed è molto importante anche per quella funzione di contenimento e di resilienza rispetto ai cambiamenti climatici, ai cambiamenti ambientali che oramai sono diventati una realtà e che attraverso ad esempio lo stoccaggio di carbonio, quindi attraverso lo sviluppo della componente vegetale e lo stoccaggio all'interno dei suoli, all'interno delle acque del carbonio atmosferico, consentono di in qualche maniera far fronte a queste che sono delle sfide ambientali molto importanti. Quindi il capitale naturale è in relazione, sta alla base di fondamentali esigenze da parte della società, ma è anche influenzato dalla società, dai cambiamenti della società, dalle necessità di sviluppo economico, ad esempio, dalla necessità di sviluppo urbano, ma anche dai cambiamenti ambientali. Ho appena citato quello che è il cambiamento climatico, gli eventi estremi. Possiamo ricordare Vaia, ad esempio, che ha la tempesta Vaia, che ha portato a delle modifiche in termini di capitali naturali molto importanti. Quindi vengono ad instaurarsi fra necessità dell'uomo e capitale naturale delle interrelazioni molto strette che determinano un flusso continuo di beni e servizi a favore del benessere dell'uomo. Beni e servizi di cui noi fruiamo e di cui noi vogliamo fruire, e da qui l'aggancio a quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità ambientale di cui vogliamo poter fruire nel tempo. Il capitale naturale infatti sta alla base del mantenimento dell'offerta dei servizi ecosistemici. Diventa quindi importantissimo capire quanto capitale abbiamo, dove questo è collocato, ma anche come è organizzato all'interno del territorio. Quindi
qual è la dinamica di relazione che si può instaurare tra servizi offerti dal capitale naturale e esigenze da parte dell'uomo. Parlare di servizi ecosistemici di capitale naturale implica però una visione del capitale naturale inserito all'interno del paesaggio, ma utilizzando un paio di occhiali diversi rispetto a quelli a cui siamo generalmente abituati. Un paio di occhiali quindi che consentano di mettere in giusto equilibrio quelle che sono le esigenze di conservazione ambientale con quelle che sono le esigenze di produzione e quindi di utilizzo delle risorse ambientali. Alla scala di paesaggio, infatti, noi possiamo considerare le diverse componenti del paesaggio guardandole con un punto di vista diverso e cercando di capire come queste possono essere strutturate, organizzate per poter venire incontro nella fornitura dei servizi ecosistemici. Qualche esempio, ho preso questa immagine dal rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia, di cui parlerò fra poco, che ci indica come, ad esempio, un'area urbana sia effettivamente un'area fortemente impermeabilizzata, fortemente quindi in cui l'elemento naturale è molto poco presente, ma che può essere messa in relazione attraverso corridoi ecologici con la componente ambientale esterna alla città. Unendo quindi quella che è la dotazione in termini di verde urbano con quella che è la più ampia dotazione di ambiente che sta all'esterno della città, attraverso anche altri ovviamente attività, altri processi che possono essere messi in atto per aumentare, per migliorare il corredo verde all'interno dell'urbano. Abbiamo un altro esempio, una infrastruttura grigia classica, infrastruttura grigia poiché altamente tecnologica è costituita proprio in questo caso da cemento, una strada che può essere però accompagnata da corridoi ecologici, quindi da delle fasce di ambiente di elevata qualità naturalistica che in qualche maniera può riconnettere i diversi ecosistemi che si trovano lungo quest'asse viario e che consentono di mantenere quella che è o migliorare quella che è la connettività ecologica all'interno del territorio. Abbiamo un altro esempio eclatante, le aree industriali che possono essere lette in termini di organizzazione tale per cui la dotazione, anche in questo caso, di coperture seminaturali possono concorrere nella introduzione di queste aree all'interno del contesto naturalistico, quindi possono in questo senso andare ad aumentare quella che è la dotazione in termini di capitale naturale, considerando tutti gli spazi liberi presenti all'interno di un'area industriale, che possono essere in qualche maniera riorganizzati e riarredati. Non dimentichiamo che la legge italiana ha definito proprio le aree industriali ecologicamente attrezzate come uno dei possibili obiettivi per queste aree. Per non parlare poi di tutto il comparto agricolo, di quelle che sono le attività agricole e le soluzioni di produzione agricola legate ad esempio all'agricoltura conservativa, all'agricoltura biologica o che utilizza lotta integrata, quindi che può consentire sì di produrre ma anche conservando servizi ecosistemici. Ma
Cosa sono poi questi servizi ecosistemici effettivamente? Beh, questi sono stati definiti ormai già nel 2005 nell'ambito del Millennium Ecosystem Assessment, cioè nella valutazione mondiale dei servizi legati agli ecosistemi, e sono la serie di beni, se si tratta di qualcosa di tangibile, di qualcosa che noi possiamo in qualche maniera toccare, o servizi se invece si tratta di benefici immateriali di cui riusciamo ad avere minor contezza, prodotti dagli ecosistemi, e da qui la necessità di avere degli ecosistemi e degli ecosistemi funzionanti capaci di produrre questi servizi, che come possiamo vedere in questa immagine sono stati classificati in diverse tipologie, servizi o meglio beni che sono legati a quella che è la disponibilità di acqua, la disponibilità di cibo, ma anche la disponibilità di legno per tutte quelle che sono le strutture o anche come fonte energetica, disponibilità di fibre. Altri servizi legati a processi di regolazione, la regolazione in termini di qualità dell'aria, quindi l'effetto di filtraggio che gli ecosistemi fanno rispetto agli inquinanti, o il controllo delle piene. In questo caso entra in gioco la capacità degli ecosistemi di trattenere l'acqua in maniera che questa possa defluire in maniera possa defluire più lentamente, e quindi consentire di controllare un po' quello che è l'effetto di piena, ma anche servizi di supporto cosiddetti, quindi servizi che consentono il mantenimento efficiente degli ecosistemi stessi, e quindi la produzione di fertilità del suolo, la fotosintesi, la disponibilità di habitat per tutte le specie animali, o anche l'impollinazione che sappiamo essere un servizio che consente alla biodiversità di prosperare, poiché sta alla base di quella che è la produzione di semi, ma consente anche agli agricoltori di produrre, quindi in questo senso diventa un servizio con benefici che si manifestano a scale diverse. Servizi ecosistemici e paesaggio. Vediamo quindi come i servizi ecosistemici si organizzano, entrano in relazione con il paesaggio. Beh, sicuramente sono legati, come detto, alla presenza di ecosistemi e quindi alla quantità di capitale naturale che va a caratterizzare le diverse porzioni di territorio. In questa immagine ho riportato una in breve sintesi il fatto che se noi abbiamo ci rivolgiamo all'ecosistema naturale sulla sinistra, quindi una porzione di territorio ricca di ecosistemi naturali, beh, i diversi servizi ecosistemici che questa è capace di fare, di produrre, produzione forestale, habitat per la biodiversità o regolazione della qualità dell'acqua e così via, sono molto elevati. Lo vediamo dalla barretta gialla della immagine sovrastante. Vediamo però cosa? Che in questo caso le produzioni agricole, quindi le produzioni a beneficio diretto, in questo caso legate all'alimentazione, alle fibre e così via, diventano più basse, si esprimono in maniera più contenuta. Abbiamo dall'altro capo quella che può essere invece una situazione molto alterata, una situazione in cui abbiamo agricoltura intensiva, in cui quindi la componente naturale è ridotta agli elementi coltivati o poco più. Quindi si tratta sempre ovviamente di ecosistemi, ma ecosistemi molto semplificati. Vedremo che per questo territorio la maggior aspettativa in termini di servizi ecosistemici è proprio quella legata alla produzione agricola. Molto più contenuti sono tutti i restanti servizi ecosistemici che
vanno a beneficio dell'agricoltura stessa, ma anche di tutta, diciamo così, la popolazione. Ecco che quindi in termini di organizzazione del territorio, quello a cui si tende è avere delle soluzioni che consentano, diciamo di tipo intermedio, che consentano di produrre ma con una buona caratterizzazione in termini di naturalità, in maniera tale che ci sia una sorta di equilibrio tra diversi servizi ecosistemici erogati. In questo caso, se parliamo di agricoltura, si tratterà di spazi agricoli in cui sono presenti degli ripristini ambientali e quindi degli ecosistemi restaurati e riorganizzati. Cosa succede se parliamo di servizi ecosistemici e paesaggio, ma all'interno delle zone urbane, dove quindi è più massiccia la, come dire, dove la componente naturale è maggiormente, diciamo così, contenuta? Beh, a questo punto i servizi ecosistemici che la componente naturale produce all'interno degli spazi urbani è oramai nota, tutti abbiamo sentito parlare delle isole di calore e quindi di come negli spazi urbani ci siano 4-5 gradi in più in periodo estivo rispetto alle aree agricole limitrofe, in cui la componente naturale è molto più presente, oppure i servizi legati alla gestione delle acque meteoriche, di cui qui porto un esempio. Vediamo in queste figure come, partendo da sinistra e arrivando in basso a destra, man mano viene ad aumentare lo spazio di superfici impermeabilizzate, tanto più aumenta quella che è il runoff qui indicato, cioè quella che è lo scorrimento superficiale dell'acqua meteorica, e come vada a diminuire ovviamente tutta quella che è invece la capacità di assorbimento da parte del suolo, sia in profondità che negli strati più superficiali. E da qui tutta la serie di possibili interventi migliorativi della componente naturale, quindi dei servizi ecosistemici, che tendono appunto con i giardini d'acqua, ad esempio, o con i tetti verdi, o con il miglioramento della componente di verde urbano, a aumentare la fornitura di questi servizi. Ecco che però questi discorsi, questa nuova visione in termini, come dire, interattivi del capitale naturale viene in qualche maniera inquadrata da quelle che sono le strategie che ai diversi livelli internazionale, europeo, nazionale sono stati messi in atto per poter raggiungere un livello di organizzazione dei paesaggi, quindi di sostenibilità dei paesaggi auspicato. Partiamo in alto a sinistra con quella che è l'Agenda 2030, quindi con quella che è l'agenda globale per lo sviluppo sostenibile, sviluppata dall'ONU, poi rettificata da tutti i 194 paesi che vanno a comporre questo consesso, e che è stata recepita a livello europeo dalla strategia europea per la biodiversità 2030, e che ha dato corso a quelli provvedimenti che tutti noi conosciamo come Green New Deal, From Farm to Fork, tutte le strategie che consentono o che auspicano, che mirano a consentire quella che è effettivamente la transizione ecologica, quella che è la possibilità di rendere reale
quello che con questi nuovi occhiali che abbiamo indossato per leggere il capitale naturale all'interno del paesaggio, in maniera tale che la realtà diventi effettivamente diversa. Per quanto riguarda la strategia europea, qui vediamo alcuni obiettivi molto conosciuti: miglioramento della biodiversità, ripristino degli ambienti, aumento delle energie da fonti rinnovabili, tutti obiettivi che sono stati in qualche maniera recepiti dalla strategia nazionale, quindi dalla strategia italiana per lo sviluppo sostenibile, all'interno della quale troviamo anche il comitato che si occupa di analisi e di valutazione dello stato del capitale naturale. Infatti con la legge 221 del 2015 è stato istituito il Comitato per il Capitale Naturale, che annualmente redige il rapporto sullo stato di conservazione e quindi su quella che è la offerta in termini di servizi ecosistemici, ovviamente valutati alla scala nazionale, di questo capitale, che ci consente di prendere visione di come effettivamente il valore del capitale naturale possa essere quantificato, e anzi venga quantificato, e venga quantificato in termini sia di benefici biofisici, quindi benefici in qualche maniera tangibile, sia in benefici economici. Ecco che quindi introduciamo, rispetto ai valori di conservazione, ai valori di equilibrio ecologico, anche un valore di tipo economico. Valore sul quale non mi soffermerò, poiché la collega Troiano ha questo compito specifico e quindi vi illustrerà questi diversi approcci. Il messaggio che vi voglio comunicare è che oramai con il 2021, quindi con i movimenti che attualmente si stanno sviluppando, con l'identificazione di un Ministero per la transizione ecologica, questa transizione diventa, o meglio sta diventando, un obiettivo di tipo politico, di tipo tale per cui le ricadute in termini di territorio sicuramente non dovrebbero tardare. Tornando al nostro rapporto sullo stato del capitale naturale, vediamo che al capitale naturale, che viene quantificato in termini di habitat a rischio o specie a rischio, in quantità di habitat, in quantità di ecosistemi e stato ecologico degli ecosistemi stessi, valuta anche quelli che sono i benefici di una serie di servizi ecosistemici. Io qui ve ne ho riportati alcuni. Vediamo l'impollinazione, la biomassa legnosa, la produzione ittica, la produzione agricola, la protezione rispetto all'erosione del suolo. Ecco, vediamo che dal punto di vista biofisico è possibile quantificare rispettivamente quelli che sono gli elementi con cui vengono misurati questi servizi ecosistemici. Rispetto ad esempio alla biomassa legnosa saranno le tonnellate di biomassa prodotte. Rispetto alla produzione agricola saranno le tonnellate di derrate alimentari prodotte. Rispetto alla regolazione del regime idrologico è la quantità, quindi i metri cubi d'acqua in meno che si sono potuti, diciamo così, avere al di là di quella che è la regolazione. Vediamo numeri molto importanti, poiché si tratta di una stima, di un'analisi a livello nazionale, i cui dettagli li potrete eventualmente rilevare dagli annessi tecnici al rapporto, ma
Questo per dire che è possibile quantificare in maniera oggettiva. Prima abbiamo sentito parlare di valori percettivi, di valori legati a quella che è il sentire di ognuno di noi. Adesso si apre uno scenario nuovo e si apre la possibilità di sviluppare, oramai, anzi di sviluppare, di applicare, perché oramai negli ultimi decenni sono stati sviluppati ampiamente dalla ricerca dei sistemi, dei metodi per quantificare in diverso modo i servizi ecosistemici, quindi avere contezza del valore legato al capitale naturale. Valore che può essere misurato, riprendendo un po' il discorso, sulla base di diversi approcci. Abbiamo l'approccio socioculturale, quindi legato più alla prima parte del seminario, in cui le preferenze di chi valuta vengono rilevate e vanno a concorrere alla definizione del valore del paesaggio. Abbiamo poi gli approcci economici e gli approcci biofisici. Gli approcci biofisici sono gli approcci che cercano di quantificare i prodotti del servizio ecosistemico stesso, e lo fanno considerando delle cosiddette unità biofisiche. Abbiamo visto le tonnellate di biomassa prodotto, le tonnellate di legno o le tonnellate di pesce, quindi in elementi per quanto possibile oggettivi e riconoscibili. Siamo quindi sempre alla ricerca di opportuni indicatori di tipo biofisico. Questi approcci, cioè l'approccio di tipo biofisico, può essere rappresentato, ad esempio, e qui vi riporto un esempio di approccio biofisico, dalla mappatura del servizio ecosistemico stoccaggio del carbonio, cioè sottrazione del carbonio che va a costituire l'anidride carbonica, che poi è un gas a effetto serra in atmosfera, attraverso le piante. In questo caso, e non solo in questo caso, ma generalmente nell'approccio di tipo biofisico, cosa succede? Si va a simulare, si va a creare dei modelli che ripropongono dal punto di vista matematico quanto succede all'interno dell'ecosistema, in maniera da quantificare quelli che si ritengono essere gli elementi di interesse. Nel caso specifico sarà il carbonio catturato e stoccato, immagazzinato all'interno dell'ecosistema forestale, quindi all'interno di quelle che sono le diverse componenti dell'ecosistema. La biomassa epigea, quindi la pianta che sta al di fuori del terreno, la biomassa ipogea, cioè tutto quanto sta, le radici, tutto quanto sta al di sotto del terreno, la componente suolo che è molto ricco di vita, che ha al suo interno un bioma molto sviluppato, e la materia organica morta, quindi tutto quella che va a costituire la letera, che è la parte più superficiale del terreno. Tutti gli elementi che quindi hanno a che fare con la vita della pianta e che nelle sue diverse forme vanno a organizzare il prodotto della fotosintesi, che poi è proprio basato sulla cattura del carbonio che viene trasformato in biomassa. Questi elementi e questo esempio ci consente di passare dalla simulazione di quanto succede in termini di processo ecologico che determina lo stoccaggio del carbonio in spazializzazione di questo dato all'interno del territorio, all'interno del nostro paesaggio, in relazione alle diverse coperture del suolo, in relazione quindi alla diversa quantità e al diverso tipo di ecosistemi presenti nelle diverse porzioni di territorio.
c'è una caratterizzazione specie specifica nella capacità di accrescimento, quindi nella capacità di stoccare carbonio, quindi boschi di specie diverse avranno capacità diverse di immagazzinare questo elemento. Ovviamente tutta la componente vegetale ha questa capacità, ma sarà diverso se consideriamo un bosco, un pioppeto che è lavorato, che quindi ad esempio non ha lettiera, oppure un prato. Attraverso quelle che sono le tecnologie geografiche, quindi attraverso quelle che sono le tecnologie legate ai sistemi informativi territoriali, riusciamo a spazializzare il dato relativo ai diversi servizi ecosistemici, rispetto ai diversi ecosistemi, calando questo modello alla realtà vera del territorio, riuscendo quindi ad avere una mappatura di quella che è la quantità, in questo caso tonnellate ad ettaro di carbonio immagazzinato per l'intero territorio, dando quindi la possibilità nelle diverse aree e a chi di gestione del territorio si deve occupare di poter ottenere delle informazioni molto dettagliate e molto importanti per poter operare le scelte rispetto al territorio. Qui ho riportato l'esempio dello stoccaggio di carbonio come servizio ecosistemico, ma oramai la ricerca si è sviluppata in maniera tale da poter produrre questi modelli, questi approcci, quindi per una serie molto ampia di servizi ecosistemici. Un altro elemento è, ad esempio, come questo approccio sia stato usato all'interno del progetto transfrontaliero Italia-Slovenia, quindi il progetto Interreg Grevislin, che ha come obiettivo quello di considerare la componente legata alla biodiversità, quindi il capitale naturale e i servizi ecosistemici che questo capitale naturale è in grado di sviluppare per ottenere delle informazioni utili nella pianificazione di quelle che vengono identificate, di quelle che vengono definite infrastrutture verdi. Quindi l'ossatura dalla quale siamo partiti, cioè la suggestione che l'immagine iniziale ci dava in termini di ossatura e di organizzazione della componente più o meno naturale all'interno del territorio, componente che può essere migliorata attraverso interventi di rinaturalizzazione, di miglioramento ambientale, può effettivamente diventare una risposta rispetto alla organizzazione e alla gestione di quelli che sono i valori del paesaggio. Va detto, e con questo concludo, che queste analisi di tipo biofisico ci danno la informazione rispetto ad una sorta di quantificazione del valore dei servizi ecosistemici, ma generalmente sono sempre accompagnate con una analisi anche del valore sociale e del valore economico di questi prodotti, proprio per poter far sì che il passaggio tra quella che è l'analisi, se vogliamo, rigorosa dal punto di vista scientifico, anzi molto rigorosa dal punto di vista scientifico, ma forse un po' distante rispetto a quella che è il sentire, di quello che è il sentire diciamo della comunità. In questa maniera c'è una sorta di avvicinamento e si cerca, dando anche questi, associando a queste valutazioni anche gli aspetti di tipo sociale, di tipo economico, di
consentire di inserire questi concetti legati ai servizi ecosistemici all'interno di quella che è l'effettiva gestione del territorio e quindi quella che è la pianificazione e tutte le diciamo, attività che vedono in prima persona coinvolte nella organizzazione, nella strutturazione del paesaggio le amministrazioni o la società e la comunità dei territori che esprimono il paesaggio stesso. Con questo io direi che ho concluso, rimango a disposizione per eventuali domande e lascio la parola alla collega Troiano, anzi a Barbara. Ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento e passiamo ora appunto al testimone, alla dottoressa Troiano, sul tema il valore economico del paesaggio. A lei la parola. Buonasera a tutte e a tutti, ringrazio infinitamente per l'invito e per la presentazione, cui aggiungo il fatto che sono un economista e sebbene possa sembrare anomalo, anche noi economisti possiamo occuparci di paesaggio. Perché il paesaggio è proprio una risorsa economica. Innanzitutto il paesaggio è in grado di influire sulla funzione turistica e ricreativa del territorio. Siamo in Italia e come è stato ripreso anche di recente dal rapporto sul turismo italiano, il paesaggio è uno degli elementi fondamentali che ha delle ripercussioni notevoli sul sistema socio-economico italiano. Inoltre una grossa fetta di turisti sono attratti, come è ben noto, proprio dalle risorse paesaggistiche che qui abbiamo, e credo di non dirvi nulla di nuovo se vi metto in risalto il fatto che si paga di più in un albergo una camera con vista paesaggistica. Quindi tutti aspetti che sono molto legati all'economia, ma ce n'è anche degli altri. Il fatto per esempio che il bel paesaggio contribuisca a creare l'immagine dei prodotti locali. Diversi colleghi che si occupano di marketing infatti sanno che i prodotti, o meglio le vendite dei prodotti, si giovano del fatto di avere sulle confezioni dei bei paesaggi. Non so se anche voi avete partecipato al recente sondaggio lanciato da Nutella, che chiedeva proprio ai potenziali acquirenti, consumatori, di indicare il paesaggio preferito, il paesaggio più bello, che vedremo poi prossimamente anche sugli scaffali appunto di questa crema di nocciole. Ma il fatto di utilizzare il paesaggio è qualcosa di molto noto, per esempio negli spot che pubblicizzano le automobili. E ancora, pare che le risorse paesaggistiche abbiano un'influenza diretta sul benessere di noi cittadini. Diversi studi, ma anche diverse notizie che si trovano in realtà sulla stampa, ci evidenziano come il valore degli immobili è strettamente legato al contesto paesaggistico in cui questi si trovano. Inoltre ci sono anche degli studi che mettono in relazione proprio la salute con il bel paesaggio. Pare proprio che il bel paesaggio, e ribadisco, ci sono degli studi scientifici che lo dimostrano, riescano ad avere un influsso diretto sulla nostra salute. Quindi diciamo che il paesaggio può essere considerato una risorsa economica a 360 gradi. Sostanzialmente abbiamo cercato di dimostrarvi l'importanza che ha il paesaggio quando si parla di economie.
Vi ricordo che ci sono tante persone che rinunciano a una parte del loro reddito per poter godere, per esempio, tramite una gita, tramite una vacanza, di un bel paesaggio. E il fatto di rinunciare ad una parte del loro reddito significa che queste persone attribuiscono al paesaggio un valore economico e di più, un valore monetario. Ora è importante quindi cercare di capire come si può gestire il paesaggio considerandolo una risorsa economica. Allora è fondamentale definire che cos'è il paesaggio, ma come avete già sentito dalla collega Carestiato, qui interviene la Convenzione Europea del Paesaggio che ci dice molto bene che cosa si debba intendere per paesaggio. Il fatto di attribuire il ruolo di bene economico al paesaggio ci porta anche ad identificare i benefici che il paesaggio può produrre su noi cittadini. E poi, parlando di gestione del paesaggio, è necessario cercare di capire se è possibile dare un valore proprio a questi benefici. Allora, innanzitutto dicevamo il paesaggio può essere considerato come un bene economico e diciamo il suo valore è strettamente legato alle funzioni che è in grado di svolgere, cioè ai bisogni che è in grado di soddisfare. Nuovamente cito la collega Carestiato che vi ha ben evidenziato le componenti soggettive e oggettive che si possono individuare quando si va proprio ad analizzare il paesaggio. Ora, bisogna mettere in risalto, parlando di paesaggio come bene economico e come risorsa da gestire, il fatto che generalmente il paesaggio è un classico bene privo di mercato, privo di prezzo ed è uno di quei casi che noi economisti identifichiamo come fallimenti del mercato. Cioè quando non si ha la possibilità di avere abbastanza informazioni, di avere un prezzo che ci consenta proprio di comparare costi e benefici nella gestione di un bene, di un servizio, ebbene il mercato non è in grado di gestire, diremmo in maniera sostenibile, citando l'Agenda 2030 già citata dalla collega Sigura, non è in grado di gestire il paesaggio. E allora quando fallisce il mercato interviene il pubblico, lo Stato. Abbiamo quindi la necessità anche da parte del decisore istituzionale di capire però come si può gestire al meglio la risorsa paesaggistica. Significa qual è il livello di qualità di questa risorsa paesaggistica che il decisore istituzionale deve raggiungere mediante la sua gestione. Ora, rispondere a questa esigenza non è molto semplice quando ci si trova di fronte a beni come il paesaggio che non hanno un mercato, non hanno un loro prezzo di conseguenza. Perché c'è questa difficoltà? Anche il decisore istituzionale, così come noi semplici cittadini, quando decidiamo che attività svolgere, che bene acquistare, mettiamo sul piatto della bilancia, compariamo costi e benefici di questa azione. Ora, se ci troviamo di fronte ad un bene quale è il paesaggio, che è privo
di un prezzo, voi capite bene che diventa difficile questa comparazione. Ed è lo stesso ovviamente quando parliamo anche di altre risorse ambientali, ugualmente come il paesaggio, prive di mercato e quindi di un loro prezzo. Cosa diventa necessario quindi? Diventa necessario cercare di dare un valore ai benefici che si possono trarre da una risorsa paesaggistica. Per fare ciò si possono utilizzare diverse metodologie che ci portano a dei valori monetari o anche a delle valutazioni economiche non monetarie. Ora, tra le valutazioni non monetarie possiamo individuare dei metodi cosiddetti oggettivi, cioè con l'intervento di esperti che cercano appunto di dare una valutazione non monetaria di una risorsa paesaggistica. Inoltre ci sono dei metodi soggettivi che si basano sui giudizi della popolazione, e tra questi è particolarmente interessante ed viene ampiamente utilizzata la valutazione per scale qualitative, per punteggi o simili, che cerca di raccogliere la reazione che scatena un certo paesaggio nelle persone. Quindi si mostrano alle persone alcune immagini e gli si chiede loro di esprimere un giudizio. Di solito sono immagini che vengono modificate a computer con degli obiettivi ben precisi e che appunto ci portano a raggiungere dei giudizi. Da alcuni studi che abbiamo svolto, ma che potete trovare anche in letteratura, svolti da diversi colleghi anche a livello internazionale, si è visto che per esempio migliorano il paesaggio le siepi, i filari, la presenza di prati, di alberi sparsi e così via, mentre peggiorano il paesaggio la presenza di seminativi, di orticole, di coltivazioni intensive sostanzialmente, di fabbricati moderni e così via. Per quanto riguarda le valutazioni monetarie, ecco, è molto importante evidenziare il fatto che non stiamo parlando di mercificazione delle risorse paesaggistiche. La valutazione monetaria va esattamente all'opposto, cioè cerca di colmare un vuoto, come anticipavo prima, perché noi sappiamo che il paesaggio ha un valore, ma è un valore che è senza prezzo, e quindi sovente questa mancanza di prezzo ha una ripercussione pesante quando noi andiamo a comparare costi e benefici di un'azione. Ecco quindi che noi economisti cerchiamo di intervenire con dei metodi che senza dubbio hanno pregi e difetti, ma li mettiamo bene in luce perché siamo consapevoli del fatto che una stima dei valori monetari apportati dal paesaggio è senza dubbio meglio di nulla. Per quanto riguarda questi metodi, queste valutazioni monetarie, esistono anche in questo caso diverse metodologie basate sui costi per la conservazione del paesaggio. Molto interessanti però sono i metodi basati sulla domanda, quelli che vanno cioè ad osservare i comportamenti reali o di tipo ipotetico tra i cittadini, tra le persone. Allora, uno di questi metodi, per esempio, va ad osservare proprio cosa succede nel mercato immobiliare e quando riesce ad isolare, non è molto semplice, ma degli immobili che sono pressoché uguali o molto simili e sono posti in contesti paesaggistici diversi, la differenza di prezzo che questi hanno viene utilizzata come stima del valore paesaggistico.
Così come il metodo del costo di viaggio cerca di individuare il beneficio ricreativo di un paesaggio, apportato da un paesaggio, andando ad individuare il numero di visite che vengono realizzate verso questo paesaggio e il costo sostenuto per raggiungere quella destinazione, quella meta paesaggistica. Esiste anche un metodo definito valutazione contingente che crea un mercato ipotetico. Sto parlando di interviste che vengono fatte alle persone, cittadini piuttosto che turisti, e con la creazione di questo mercato ipotetico si chiede alle persone di esprimere la disponibilità a pagare per ottenere un miglioramento del paesaggio, piuttosto che una disponibilità ad accettare una compensazione per avere un degrado del paesaggio. Esistono anche delle evoluzioni di questo metodo, definiti esperimenti di scelta, che consentono di valutare monetariamente non solo il paesaggio nella sua complessità, ma ciascuna caratteristica del paesaggio. Ed è proprio su questo metodo che si lavora moltissimo. Ecco, è già stato citato il quarto rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia dalla collega Sigura, che ben evidenzia questa necessità di individuare costi e benefici per le risorse paesaggistiche e ambientali quando si voglia proprio gestire in maniera sostenibile il capitale naturale. Non è una novità, perché questa esigenza è stata messa in luce ancora nel 2007 dalla Commissione europea, da un gruppo di ministri dell'ambiente che a livello internazionale hanno deciso di creare un gruppo, un progetto per rendere il valore della natura proprio visibile. Ecco, la Commissione europea ha sempre utilizzato diversi studi, tra cui anche i nostri, per evidenziare proprio il valore del paesaggio e stimarne proprio i benefici. In diversi studi abbiamo cercato, utilizzando i metodi che vi ho descritto in precedenza, di individuare i benefici apportati per esempio dal paesaggio vitato, dal bel paesaggio vitato, e abbiamo sempre individuato valutazioni estremamente positive, così come i benefici che derivano da un paesaggio creato dall'agricoltura irrigata hanno messo in evidenza proprio una disponibilità a pagare delle persone, appunto, per mantenere questo bel paesaggio. Anche per singoli beni l'abbiamo visto, per esempio per il miele, in questo caso in un contesto, come vedete, molto molto paesaggisticamente gradevole. Ecco, vi lascio con una riflessione, credo, sul forte legame che c'è tra economia e paesaggio, per cui sono partita dicendo anche gli economisti possono occuparsi di paesaggio. Io direi alla fine, ecco, che spero di avervi convinti che gli economisti devono assolutamente occuparsi di paesaggio. Ciò è ben evidenziato per esempio da alcuni laboratori che abbiamo condotto presso studenti universitari e delle superiori, e abbiamo visto che facendo loro assaggiare la stessa barretta di cioccolato, ma senza dirlo, invece mentendo e dicendo che una aveva un latte, una materia prima che proveniva da un brutto paesaggio, diciamo un paesaggio, come dire, non altrettanto gradevole come quello che vedete sulla vostra destra. Lo stesso l'abbiamo fatto utilizzando altri beni, biscotti di vario tipo, succhi, ma anche con l'acqua. Ebbene, abbiamo sempre raccolto dei giudizi, ribadisco, il prodotto era sempre lo stesso, assaggiavano
perché in periodo ante-Covid era possibile, ecco, distribuire anche dei bicchierini, distribuire in aula degli alimenti. Alla cieca chiedevamo il parere sul gusto sentito, ebbene percepivano il bene come più buono se gli veniva detto che le materie prime provenivano da un bel paesaggio. Di più, ci dicevano, ci hanno dichiarato che era loro volontà pagare di più i beni coltivati, prodotti in ambienti paesaggisticamente gradevoli. Quindi ripercussioni positive dal punto di vista economico, dalla conservazione, dal mantenimento delle risorse paesaggistiche e ambientali. Quindi il messaggio che mi sento di lanciare è l'economia che si occupa di valutazione monetaria dei beni paesaggistici non ha come obiettivo la mercificazione dei beni, ma piuttosto la loro conservazione, perché questo giova alla sostenibilità ampiamente intesa. Se ci sono delle domande, io ho finito. Benissimo. Sì, c'è una domanda rivolta alla dottoressa Sigura da parte del signor Paolo Tubaro che si chiede appunto questo. A quanto pare da un'immagine delle slide presentate in precedenza, pare che lo stoccaggio di carbonio in pianura sia superiore a quello delle foreste montane. Infatti, in questo caso la risposta è molto semplice, nel senso che è saltata la leggenda, la quale indicava nei colori chiari il maggior stoccaggio di carbonio, nei colori scuri invece il più basso livello di stoccaggio. Quindi in questo senso ha ragione, nel senso che non si legge bene e io non ho spiegato effettivamente nella maniera più completa l'immagine. I valori maggiori stanno in montagna ai quali sono stati attribuiti i valori più chiari, invece i valori di stoccaggio inferiori sono relativi alle aree di pianura. Va detto che generalmente o meglio i sistemi, i modelli utilizzati per lo stoccaggio di carbonio considerano soprattutto la componente di tipo arborea, anche la componente erbacea, ma insomma la quantità di biomassa di una copertura erbacea è facilmente intuibile, ben diversa rispetto a quella di una copertura arborea. Quindi ovviamente le foreste sono gli ambienti con maggior stoccaggio e poi insomma in pianura ci sono sempre le coltivazioni arboree, ma queste non sono così tante quante le foreste in montagna, quindi il gradiente viene a formarsi. Bene. Spero di aver risposto. Vedo un'altra domanda da parte del signor Luca Capigotto, che semplicemente ringrazia tutti, molto simpatici per gli esperimenti con gli strumenti e sui prodotti alimentari e le diverse immagini di paesaggio. Quindi è un ringraziamento, non una domanda. Se qualcuno ha invece qualche domanda, abbiamo ancora del tempo, qualche domanda da porre alle tre nostre dottoresse che hanno quindi affrontato tre argomenti di estremo interesse, abbiamo ancora un po' di tempo. Non c'è nessuno? Sì. Ecco, Nadia Carestiato si chiede che cosa può fare l'Università di Udine per implementare questi ragionamenti economici nei piani paesaggistici comunali. Questa è una domanda rivolta a questo punto anche al pubblico, quindi se c'è qualcuno che può suggerire o ha intenzione di suggerire qualcosa. No, sono in effetti, Barbara, sono io che ho fatto questa domanda qui, no? Sono Ciriani.
Ho fatto questa domanda perché mi chiedo come queste conoscenze che entrano, no? Che abbiamo sentito oggi, possono entrare nei piani paesaggistici comunali. Cioè chi le porta? Cosa può fare l'Università di Udine? Beh, posso tentare io una risposta. Come si può vedere oggi, l'Università di Udine conduce da diversi anni ricerche rispetto al paesaggio e da punti di vista, come si è visto, no, differenti. Quello che noi possiamo offrire è il nostro know-how, le nostre esperienze, i nostri risultati e quella che può essere la nostra diciamo così, capacità di definire delle risposte a quelle che sono poi le esigenze del territorio. Voglio ricordare che l'Università di Udine è stata partner nella stesura del piano paesaggistico regionale, quindi in qualche maniera ha concorso a quelle che sono, a quella che è quantomeno la base di conoscenza su cui poi diciamo che ha consentito in qualche maniera di sviluppare il piano stesso, ma come prova la nostra presenza qui oggi siamo ovviamente impegnate e disponibili per quelle che sono le richieste sul territorio in termini di conoscenza e in termini di come dire, passaggio del know-how e delle informazioni relative a questa tematica che, come si è visto, è molto, molto complessa e quindi in qualche maniera tassello dopo tassello stiamo tentando di ricostruire. Non so se le colleghe vogliono magari integrare in qualche maniera. Direi che è esattamente questo. Diciamo che noi universitari siamo tenuti accanto alla ricerca, alla didattica, proprio a svolgere anche la cosiddetta terza missione a supporto del territorio e crediamo insomma di averlo dimostrato, di continuare a dimostrarlo. Sono moltissimi, direi tutti i colleghi che si danno molto da fare proprio per supportare i decisori istituzionali e non solo sul territorio. E anche per quanto riguarda paesaggio, ma più in generale appunto il capitale naturale, le risorse paesaggistico-ambientali, ecco, ci sono appunto veramente molte diverse competenze all'interno dell'Università di Udine, per cui siamo assolutamente a disposizione. Posso anch'io aggiungere un qualcosa in integrazione di quanto già detto dalle colleghe, è che il piano paesaggistico nel suo percorso di definizione ha visto anche un processo partecipativo che è stato messo in atto, che proprio l'Università di Udine ha seguito nella sua parte di costruzione. Ovviamente tutta una serie di elementi erano stati indicati dalla Regione e che proprio laddove questo processo partecipato è riuscito ad andare più in profondità attraverso l'organizzazione di tavoli di lavoro a livello locale per quei comuni che avevano deciso di collaborare con la Regione in questa direzione, ha dato poi informazioni molto importanti che sono poi andate ad alimentare il piano paesaggistico, nello specifico per quanto riguarda le SWOT analysis che sono state fatte rispetto appunto ai diversi territori regionali, quindi ai diversi paesaggi, e informazioni che poi sono andate a fornire la base per anche la parte normativa, vincolistica del piano, che era l'appuntamento precedente a questo, dedicato appunto da questo ciclo di incontri, e quindi alcune indicazioni proprio normative sono derivate da indicazioni fatte dai cittadini, dagli abitanti di questo territorio, a testimonianza del fatto che noi comuni cittadini abbiamo a cuore i nostri paesaggi e se messi nelle condizioni di esprimere il nostro parere, possiamo essere capaci di
co-costruire anche gli strumenti che poi gestiscono questo patrimonio che abbiamo visto così complesso qual è il paesaggio e i nostri territori di conseguenza. Se non ci sono altre domande da parte dei partecipanti, siamo arrivati quindi al termine. L'incontro è stato estremamente interessante, io ringrazio tutte queste donne così, una serata, sì, una serata al femminile, insomma. Quindi ringrazio tutti, ci vediamo quindi tra qualche giorno, quindi tra 2 giorni, per il terzo seminario. Ok, quindi chi è interessato si può iscrivere nuovamente. Io saluto tutti e ringrazio tutti per la partecipazione e per la disponibilità. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie, buonasera.